Ai fatti di Napoli, come sempre, argomenti interessantissimi. Io pregherei la regia di mandare in onda il servizio di Alessio Gemma, dopodiché ritorneremo qua in studio con gli ospiti prestigiosi. Di solito dicono il parterre, invece io dico gli ospiti prestigiosi che abbiamo per continuare a parlare di Napoli. Scusi Presidente se io dico sempre prima di Napoli, del Napoli e dei trasporti e della mobilità. Ogni 2 minuti coincidenze svizzere tra treni e bus, l'alibi del traffico che va a farsi benedire, il tutto a prova di teletrasporto. 2015 e lo spazio a Napoli non sarà più un'odissea. Si alza il sipario sulla città del futuro, una rete intelligente di pullman, rotaie e stazioni, un cervello che sposta merci e persone alla velocità delle idee. Da Bagnoli a Ponticelli, da Marano a Posillipo, e non sentirsi più Ulisse negli stretti della Gibilterra napoletana. Intanto il taglio di alcuni treni regionali, il fallimento che bussa alle porte del Consorzio Unico e l'inguaribile roulette russa degli scioperi, segni di una realtà ancora poco futuribile. La Napoli che molti vorrebbero rottamare da anni sferraia un sogno, la città a portata di filobus, al bando auto e motorini, spazio alle isole pedonali, sviluppo e vivibilità a braccetto. Questo è il piano del duo Bassolino-Cascetta. Tra il 2000 e il 2015 puntata secca di 27 miliardi sulla ruota di Napoli, è la lotteria del trasporto pubblico. In palio 2,5 miliardi di risparmio energetico, l'11% in meno di inquinanti e il 16% in meno di incidenti. Via allora la metropolitana regionale con la nascita delle linee 1 e 6, in termini contabili 170 km in più di binari, 127 stazioni, 28 parcheggi di scambio, 21 nodi di interscambio, treno bus. Tradotto, un asse tra centro direzionale, stazione centrale, piazza Dante, l'area nord collegata direttamente a Capodichino e inoltre un filo diretto tra Mergellina e piazza Municipio, Bagnoli compresa. La metro nel 2015 farà muovere la città a ritmo di metronomo e il ritornello sarà l'integrazione tra porti, stazione, aeroporti e fermate, un'utopia gemella dell'ubiquità, muoversi da un punto all'altro della City senza ingorghi e gas di scarico. Come? Abbandonando il vizio del mezzo privato per abbonarsi alla virtù del trasporto pubblico. Un antidoto anche all'assenza di parcheggi e ai continui blocchi della circolazione. Eppure la città, che prepara i piedi fatati, ancora scopre nei trasporti il suo tallone d'Achille. A ritardi, corse annullate, vetture fatiscenti si sommano, servizi a rischio. Su alcune tratte regionali pesa infatti la recente sforbiciata delle risorse governative, dai 4 agli 8 Eurostar in bilico, e poi Trenitalia, Sita e CTP che minacciano l'uscita dal Consorzio Unico. Occorrono 25 milioni per non licenziare il biglietto polivalente. D'altronde, regione che vai, trasporto che trovi. Si calcola che un passeggero su un autobus a Milano costi 9 centesimi, a Napoli ben 56, con scarti nei prezzi dei biglietti e nella copertura delle spese. Allora regionalizzare le società di trasporti locali è il coniglio che esce dal cilindro della riforma federalista, creare enti di formato regionale proprio quando cuoce lo sformato del contratto nazionale degli autoferrotranvieri, scaduto il 31 dicembre 2007 desta continui scioperi, l'ultimo il 10 novembre scorso, di scena anche a Napoli, dove ormai il sistema dei trasporti cerca un futuro da obliterare.